Proseguiamo con un altro esempio per capire meglio in che posizioni può esserci una tattica, okay, quindi andiamo a vedere, questa partita è giocata tra, Adams e Karlov nel 2004, abbiamo D4, D5, alfiere G5, questa è una variante molto poco giocata in realtà, è una specie di attacco Trompowsky contro D5, C6 e 3 H6 tralasciando l'apertura che per ora non ci interessa, ehm, però già ho cominciato a capire come da aperture strane in genere scaturiscono posizioni più tattiche. In genere le posizioni strategiche sono quelle che derivano da, posizioni pressoché standard normali, in genere dalle posizioni un po' più, marcate con gli squilibri, quindi già qui un po' di scambi, strutture pedonali, centri. In genere quando si sviluppano questo tipo di squilibri è dove ci sono la maggior parte delle tattiche. Allora qui fondamentalmente c'è un s la posizione è abbastanza calma naturalmente. Qual è il fatto? Il fatto è che il nero dopo donna per C4, okay, E5, arriva in questa posizione, il bianco deve prendere una decisione. Il nero ha deciso di reagire in modo energico, con E5, quindi spinta al centro. Al bianco a questo punto tocca capire effettivamente cosa fare, quindi tocca, decidere, se, mangiare col pedone, spostare il cavallo che è attaccato, deve decidere cosa fare. Ora, in questa posizione in realtà il il bianco andrebbe fatto in ogni posizione, o meglio quando cambia la struttura pedonale, ancora meglio, o quando ci son delle, variazioni importanti nella posizione. In questo caso E5 sta cambiando la struttura pedonale, quindi ha senso farlo adesso questo ragionamento. Il bianco dovrebbe chiedersi: "Ci sono degli indicatori?" Allora qui il re è scoperto? Direi di no, il re è abbastanza coperto quello del nero. Però c'è un pezzo indifeso, ovvero l'alfiere in D6. Quindi qua abbiamo fatto un esempio diverso. Nella partita di prima c'era il re scoperto, qua c'è un pezzo indifeso. Quindi questo dovrebbe essere già sufficiente per dire: "Okay, qua probabilmente c'è una tattica". E di conseguenza infatti qui il bianco deve fare un ragionamento del tipo che ripeto vedremo nel prossimo capitolo, però in questo caso la mossa giusta è cavallo E6, un sacrificio di pezzo, apparente, okay, adesso vediamo il motivo. Questa è una minaccia, non è uno scacco come prima, non è neanche una cattura, è una minaccia. Quindi minacciamo donna e torre. Ora se la donna si sposta naturalmente cade la torre, quindi per esempio donna E7 abbiamo cavallo per F8 e in questa posizione, indipendentemente da come l'ero cattura il cavallo, il bianco ha guadagnato una qualità, quindi chiaramente donna E7 non è proponibile, però sul cavallo E6 l'unica alternativa sarebbe mangiare il cavallo. Peccato che dopo F per E6 abbiamo donna per E6, guadagniamo un pedone con scacco, il re si sposta e noi rimangiamo l'alfiere. Quindi la partita è andata così, nella partita nera ha giocato re H8 abbiamo mangiato l'alfiere. In questa linea abbiamo guadagnato un pedone, quindi e per D4, donna per D4, alla fine della linea abbiamo guadagnato un pedone. Poi direte: "Vabbè, un pedone non è tanto." È sempre meglio di niente, okay? Motivo per cui appunto, dopo una volta guadagnato il pedone, il bianco ha letteralmente fatto la cosa più semplice del mondo, ha scambiato tutti i pezzi, è entrato nel finale e ha cercato di giocare il finale nel modo più semplice possibile, senza complicarsi la vita. Ha provato appunto ha guadagnato il controllo della colonna, è uscito lentamente con il re, ha spinto il pedone e non ha fatto niente di strano. Come vedete le tattiche, se voi le fate in modo giusto, vanno trovate solo una volta durante la partita, poi tutto il resto lo vincete strategicamente. Per questo io vi dico appunto le tattiche, imparate bene gli indicatori. Quando c'è la possibilità di fare una tattica la giocate. Se non c'è non giocate niente. Se c'è la tattica la giocate e vincete giocando poi strategicamente. Quindi in questa posizione il bianco non ha fatto altro che portare avanti il re e il pedone e adesso ha abbandonato naturalmente il nero. Però il succo qual è? È che su E5 qui il bianco, dato che cambia la struttura pedonale, il bianco deve chiedersi, in questa posizione ci sono degli indicatori, allora il re non è scoperto, però c'è un alfiere indifeso. Allora, mosse forzanti, ripeto, vedremo dopo cosa vuol dire. Cavallo E6 è una minaccia, perfetto. Uno la realizza e vede che su donna E7 mangia la qualità, su F per E6 guadagni un pedone, e allora la gioco. Molto semplice ragazzi, questo è tutto quello che serve per vincere. Il bianco non ha fatto mosse strane, ha giocato molto semplice, c'era l'opportunità tattica, l'ha trovata e ha vinto in modo molto pulito. Quindi questo è tutto quello che è tutto il vostro compito questo. Questo in una partita di tattica questo è il vostro compito, aspettare il momento che c'è la tattica, giocarla quando c'è e poi chiudere la partita in modo pulito. Questo è tutto quello che dovete fare. In questo secondo esempio anche esempio molto carino, molto pulito per farvi capire meglio cosa intendo io quando vi parlo appunto di tattica.